Grazie a Mario Conte noi siamo Teatro Nazionale, punto. Ha esordito così oggi al Del Monaco il presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto. L'occasione è la presentazione del cartellone della nuova stagione con 3 opere liriche, 11 spettacoli e un galà per ricordare il grande tenore trevigiano a 40 anni dalla scomparsa e 11 dall'intitolazione del Teatro Comunale. E come nello stile del presidente, tra i tanti argomenti trattati uno ha toccato il tema biglietti con l'agevolazione a 3 euro per i giovani universitari. Io dico che abbiamo messo in vendita per gli studenti i biglietti a 3 euro, che sono almeno 1,5 euro in meno del costo di uno spritz. Convincere i nostri ragazzi che si deve spendere almeno il costo di uno spritz per venire a teatro mi sembra il minimo sindacale. Perché la visione del Teatro Stabile del Veneto è di allargare gli orizzonti culturali per allargare la visione dei cittadini. Stiamo pensando a un teatro che spalanchi porte e finestre, che si renda conto di quello che c'è intorno e che abbia una base sia produttiva sia finanziaria per poter reggere alla concorrenza che arriva da fuori. Ovvero da Vienna a Budapest le 3 grandi produzioni della Mitteleuropa a cui rispondere con la cultura del nord-est. Quindi un nord-est sempre più unito sotto il profilo della cultura. Ma se non è unito sulla cultura, su vuoi che rimanga unito? Tra i titoli Alessandro Preziosi con l'Otello della parte di Cassio, il Don Chisciotte ma anche Testimone d'accusa di Agatha Christie. Spettacoli che ruoteranno anche a Padova e Venezia, mentre Treviso terrà per sé quella che tutti giudicano la marcia in più. Il Teatro di Treviso ha una storia indimenticabile sulla lirica e sulla musica. Hanno qui cantato e diretto da Toscanini ai grandi cantanti della lirica, Mario Del Monaco, Caruso, eccetera. Tutti hanno avuto una vetrina importante su Treviso e Treviso era il teatro molto riconosciuto a livello nazionale e anche internazionale. È ancora un teatro di tradizione tra i 29 teatri di tradizione italiani, quindi un teatro che deve ritornare agli splendori di un tempo e quindi è giocoforza il capofila, se vogliamo, come qualche volta il Teatro Stabile dice, anche per la lirica e per la musica. Ecco allora le 3 opere liriche in programma. Rigoletto, Trovatore e i Montecchi e Capuletti di Bellini, ma soprattutto un galà dedicato a Mario Del Monaco in una sorta di risarcimento rispetto al costante ricordo di Toti Dal Monte con lo storico concorso lirico.